Battista, parliamo dei tuoi inizi. Tu sei nato qua a Cesena, ma sei di origine sarda. Tu non vieni da una famiglia ippica, quindi come ti sei avvicinato a questo ambiente? Io sono nato qua a Cesena, ho iniziato proprio qui all'ippodromo di Cesena, ho fatto per 5 anni da Clementoni, ho fatto la pura gavetta, ho preso la licenza d'allievo negli anni 90 e mi sono trasferito a Bologna dalle scuderie di Rivara. Ero allievo professionista, facevo qualche corso nei professionisti, ma più che altro ho finito il corso allievi che è durato 3 anni. Dal di lì ho fatto un'esperienza in una piccola scuderia dove veniva Sergio Orsi a visitare i cavalli ed è stato un bagaglio tecnico molto importante per il proseguo della mia carriera. Dal di lì il salto di qualità, sono approdato alla scuderia Trio, ero già professionista, ho iniziato con Eiki Corpi, un uomo di cavalli e soprattutto uno che ti lasciava spazio, per un giovane era molto molto importante. Qui ho vinto parecchie corse, anche i primi Gran Premi con Snappi Trio a Trieste, ripetuto dopo 15 giorni a Padova, perciò è iniziata molto bene la serie dei Gran Premi. Vinsi un Gran Premio qui a Cesena che mi ha dato una grossissima soddisfazione, con turno gas, vincere dove sei nato, dove hai mosso i primi passi, secondo me è la soddisfazione più grossa. Poi dal di lì, finita la collaborazione con la Trio, sono andato da Montipotter a Reggiana, anche qui un contratto di 3 anni, ho fatto parecchi puledri, soprattutto Dr. Rex che vinsi un Gran Premio a Torino da puledro, dopo ho avuto una carriera dignitosa e dal 2003, finito la collaborazione con Montipò, ho deciso di aprire scuderia. Ho aperto scuderia, ho iniziato ad avere sempre dai 20 ai 40 cavalli, questa è la forbice dei miei cavalli, della mia scuderia. Anche qui ci sono stati parecchi soggetti che mi hanno dato tante soddisfazioni. Poi dal 2008 mi sono concentrato più sull'allenamento. Tu nel dettaglio come organizzi il lavoro? L'allenatore devi spendere tutte le energie nelle scuderie, perciò ti rimane poco come guida. Il mondo di oggi, il mondo moderno è basato sui catch driver e gli allenatori. Adesso molti cavalli cambiano mano, tu devi adeguare il cavallo al tipo di catch driver che interpreta. L'allenatore deve essere alle 6 della mattina in scuderia, soprattutto adesso che è caldo, e deve andare via la sera tardi perché devi essere il primo a arrivare e l'ultimo ad andare via. A me piace soprattutto lavorare con i puledri perché ti danno grosse soddisfazioni. Una c'è Rongar, che è una cavalla che mi è rimasta addosso, una cavalla fantastica che ha vinto in Francia a ripetizione, ha fatto 1,9, è una cavalla eccezionale. Io come allenatore do sempre 2 o 3 possibilità ai cavalli, difficilmente, forse è una mia pecca, però a me sta bene così e continuo così. Secondo me i cavalli hanno bisogno di crescere e se oggi non vanno bene, fra 3 mesi possono andare bene. Dopo dipende dai proprietari, adesso è un po' difficile perché i proprietari vogliono tutto e subito. Grazie a Dio ci sono ancora proprietari che ti lasciano lavorare. A me piace molto questo mestiere, anche se al di fuori di tutto questo è diventato molto difficile per programmazione, per gli stessi proprietari che ormai non danno più il tempo di lavorare, oppure tu rispetti un cavallo, arrivi all'epoca che devi avere i risultati, devi monetizzare il tuo lavoro e te lo portano in grosse scuderie che ormai hanno fatto il monopolio dell'ippica italiane. Questo a discapito delle medio-piccole scuderie. E secondo me una programmazione più adeguata salverebbe l'intera ippica anche su questo. Come affronti tutti gli impegni e anche le varie pressioni? Ci tengo al mio lavoro e perciò quando un cavallo va in pista è logico che un po' di pressione la senti, perché se non hai la pressione quando un tuo cavallo, un tuo allievo va in pista, io credo che non devi fare questo mestiere qua. È un mestiere di cuore, se no non lo puoi fare 365 giorni all'anno, la vita privata è inesistente.
Io ho mia moglie che mi segue, perciò sono fortunato, ma se mia moglie avrebbe fatto un altro mestiere sarei singolo sicuro. Cosa vi piace fare? Quali sono i vostri interessi extra ippica? Ascolta, mia moglie è appassionata, c'è una razza di cani corgi che va alle mostre, cose ogni tanto poco, vado a vederle anch'io, ecco, quello forse è lo svago principale. I cani sono sempre con noi, perciò sono come dei figli. Invece le tue aspettative quali sono? Ascolta, le mie aspettative è sempre di far bene, di costruire cavalli buoni. Purtroppo molte volte non ce la fai per tanti motivi, perché in scuderia magari non ti arriva un certo tipo di cavalli oppure un numero basso di cavalli in cui lavorare, e la percentuale è molto bassa che tu riesci a fare cavalli buoni se hai pochi cavalli. Questo è. La mia aspettativa principale è che cambiasse un po' l'ippica, che venissero fuori un po' di regole chiare per tutti, da allenatori ai guidatori, ai proprietari, agli allevatori, e si può fare sicuramente, si può fare. Io sono stato anche a Roma a proporle, però tutto tace. Io ho ancora tanti anni davanti a me di carriera, perciò avrei piacere che l'ippica cambiasse, così sicuramente siamo in un tunnel senza uscita e bisogna cambiare per forza. Torniamo molto indietro, ti ricordi la tua prima vittoria? Con che cavallo hai esordito, cioè meglio con quale hai vinto? 7 luglio del 90 a Izza di Eso, a Cesena. Quindi hai vinto a casa tua? Sì, ho vinto a casa mia, l'8ª corsa in carriera, credo.